Bentrovati amici, oggi parliamo di salute e di prevenzione. Abbiamo intitolato questa trasmissione Pillole di prevenzione, che poi è il nome che l'ASP di Catania ha dato alla sua campagna di informazione e formazione. Do subito il benvenuto agli ospiti, al dottor Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania. Ben trovato dottore, e poi al dottor Gabriele Giorgianni, che è il responsabile delle attività vaccinali dell'ASP di Catania. Dottor Leonardi, parto innanzitutto da lei. In che senso queste pillole di prevenzione? Ovviamente non stiamo parlando di farmaci, ma di una serie di attività che l'ASP di Catania sta iniziando a fare per informare i cittadini di tutto ciò che è possibile fare nell'ambito della salute, ma soprattutto della prevenzione. Prego. Con la giornalista. Dottor Giorgianni. Buongiorno, sì, mi sentite? La sentiamo perfettamente. Stavo dicendo che Pillole di prevenzione è la campagna che Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Sì, ecco, io non la sento, sento la ricevo, non la sento. Deve sentire me, che ho introdotto l'argomento di oggi, che è questa campagna. Allora, perfezioniamo questo collegamento col dottor Leonardi, e invece rivolgo subito la prima domanda al dottor Giorgianni, che è responsabile delle attività vaccinali dell'ASP di Catania. Dunque, dottore, se si parla di vaccino antinfluenzale, l'ASP ha indicato come periodo migliore quello prima delle festività di Natale e di Capodanno, perché in previsione di tanti incontri, di momenti conviviali, l'ASP ha sempre detto è meglio vaccinarsi prima. Per chi non lo ha già fatto, è consigliabile in questo periodo effettuare una vaccinazione antinfluenzale, o è preferibile rimandare, o addirittura ormai si è perso il treno, quindi basta? No, allora la campagna antinfluenzale è partita dal 14 ottobre e siamo partiti subito a vaccinare le categorie più fragili, quindi gli over 60 e le persone con patologie, quindi più a rischio delle conseguenze dell'influenza. La campagna termina il 28 febbraio. È ovvio che l'ideale sarebbe vaccinare dalle nostre parti soprattutto tra metà novembre e inizio dicembre, proprio perché poi il vaccino ha bisogno di una decina di giorni per poter dare, esprimere le sue potenzialità e quindi difendere, l'individuo dalle conseguenze dell'influenza. Però anche in questo periodo ci si può vaccinare. È una campagna che viene prevalentemente condotta dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dai nostri ambulatori di vaccinazione tramite prenotazione, ma ci sono anche ambulatori ad accesso libero, e anche tramite le farmacie. Alcune farmacie partecipano alla campagna antinfluenzale. Molte persone hanno già contratto l'influenza, quindi a questo punto è inutile vaccinarsi. No, allora, innanzitutto all'interno della sfera influenza ci sono tutta una serie di sindromi parainfluenzali, si chiamano ILI, Influenza-like illness, cioè sindromi che sembrano influenza ma che magari non lo sono, quindi con i classici sintomi naso che cola, febbre, dolori articolari, ma in realtà queste patologie possono essere date da più agenti patogeni, quindi l'influenza è ovvio che la fa da padrona, ma c'è ancora il Covid, c'è il virus respiratorio sinciziale, ci sono i rinovirus che sono in questo momento emergenti, che danno tutta una serie di sindromi che sembrano influenza ma che magari non lo sono, quindi non è detto che abbiamo preso l'influenza. Questo è uno dei motivi e una delle cose che cerco di spiegare in ambulatorio quando qualcuno mi dice ho fatto il vaccino antinfluenzale e mi è venuta l'influenza, magari quella non era influenza. L'influenza è tra il 40-45%, quasi il 50% di queste sindromi sono causate dall'influenza, ma ci sono tutta una serie di agenti patogeni che possono causare queste sintomatologie simili influenzali, ma che in realtà non sono influenza. Quindi non è detto che quello che abbiamo avuto in questo periodo sia influenza. Ma non è facile a questo punto saperlo. C'è una rete di sorveglianza
che ci dice appunto qual è l'andamento di questi virus, ed è una rete composta da medici sentinella che è molto ben articolata su tutto il territorio nazionale, in cui si fa il tampone che noi conosciamo appunto per l'epoca Covid, si fa il tampone al paziente sintomatico, si invia al laboratorio di riferimento regionale e il laboratorio dà una diagnosi precisa di quello che è l'agente patogeno. È ovvio che in questo periodo, soprattutto come diceva giustamente lei, periodo di feste, di convivialità, di riunioni familiari e quant'altro, c'è il rischio che queste patologie, che sono soprattutto a trasmissione appunto respiratoria, possono aumentare esponenzialmente. Per questo era l'invito alla protezione, e soprattutto, ripeto, nelle fasce più deboli, cioè gli over 60 che hanno un sistema immunitario che funziona meno, dovuto appunto all'invecchiamento dell'organismo, e le persone con patologie. Sono tante persone con patologie, anche sotto i 60 anni, che sono più a rischio per le conseguenze dell'influenza, che può avere conseguenze sia nell'acuto che eventualmente poi nel cronico. Torneremo a parlare del vaccino antinfluenzale. Nel frattempo invito i nostri telespettatori, qualora lo volessero, di rivolgere delle domande al 342 74 55 005 con un messaggio, e io le rivolgerò al dottor Giorgianni ma anche al dottor Leonardi. Vediamo se adesso ci sente. Eccolo, sì, il dottor Leonardi. Ti sento bene. Mi sento bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ben trovato. Avevo iniziato nel dire che oggi la trasmissione l'ho proprio intitolato Pillole di prevenzione, esattamente come la vostra iniziativa di formazione e informazione su tutto ciò che ha a che fare con la nostra salute, ma soprattutto con la prevenzione. Ecco, sono diversi gli ambiti, vogliamo elencarne. Abbiamo iniziato a parlare della campagna anti-influenzale, della vaccina anti-influenzale, ma di cos'altro si occuperà nei prossimi mesi l'ASP? Sì, intanto diciamo subito che il progetto Pillole di prevenzione nasce proprio per diffondere la cultura della prevenzione. L'abbiamo voluto chiamare pillole di prevenzione perché vogliamo utilizzare la nuova tecnologia per comunicare la salute e comunicare per la salute con brevi messaggi che possono essere consigli utili, regole di salute, regole di sicurezza che possono arrivare alla popolazione, ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori e quant'altro. Brevi messaggi appunto utilizzando i social. I social, sappiamo che sui social devono essere necessariamente brevi, incisivi e colpire subito nel senso. E abbiamo voluto questa campagna di comunicazione che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP sta portando avanti in tutte le tematiche della promozione della salute e della tutela della salute pubblica, che sono tantissime problematiche di cui si occupa il Dipartimento di Prevenzione. La prima, come diceva giustamente lei, di cui avete già parlato, è dedicata alle vaccinazioni e in particolare alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Siamo partiti con questa perché in questo momento lanciare il messaggio della necessità, dell'importanza, del ruolo fondamentale che ha la vaccinazione, soprattutto in questo momento quella antinfluenzale, era fondamentale in questo momento. Proseguiremo con una pillola settimanale che andrà avanti appunto ogni venerdì. Abbiamo il servizio, la campagna è partita il 23 con una pillola di presentazione, quella sulla vaccinazione è stata lanciata venerdì scorso e ogni venerdì ne lanceremo una nuova. La prossima sarà dedicata all'inquinamento indoor e quindi ai consigli utili e alle regole appunto di salute da seguire negli ambienti confinati, nei luoghi sia di lavoro ma anche di casa che sono chiusi, per assicurare condizioni di salubrità dell'aria e quindi condizioni anche microclimatiche adeguate. Quindi tutti consigli utili per evitare l'inquinamento indoor negli ambienti confinati. La terza pillola sarà dedicata alla prevenzione degli infortuni e in particolare alla prevenzione degli infortuni derivanti da lavori in quota, cioè quando si lavora sui tetti, sulle coperture o sui ponteggi che vediamo per le strade, ne vediamo tante. Sappiamo bene che purtroppo ancora oggi un terzo dei morti sul lavoro in Italia deriva da cadute dall'alto. Ecco perché abbiamo voluto lanciare questa pillola, dare consigli utili ai lavoratori, come lavorare in sicurezza sui tetti, sulle coperture, in qualunque attività che sia in quota e che abbia questo rischio dall'alto. La quarta pillola sarà dedicata invece alla
sicurezza alimentare, nutrizionale, in particolare alla dieta mediterranea, consigli utili per appunto dal punto di vista nutrizionale senza perdere il gusto, quindi all'importanza del ruolo strategico che ha la nostra dieta mediterranea. E ogni pillola, ho dimenticato di dirlo, ogni pillola è curata da una delle nostre strutture del Dipartimento di Prevenzione, ogni servizio del Dipartimento di Prevenzione che ha questa multiprofessionalità e disciplinarietà. La quinta pillola rischi derivanti dall'uso degli impianti sia nelle nostre case che negli ambienti di lavoro, perché l'impianto elettrico è molto pericoloso. Consigli semplici che possono seguire tutti anche nelle nostre abitazioni per fare in modo che non ci sia il rischio da carenza dell'impianto elettrico e quindi da contatti diretti, indiretti, eccetera. La sesta pillola sarà dedicata invece agli screening, all'importanza degli screening oncologici, anche qui per lanciare il messaggio alla popolazione dell'importanza degli screening, della consapevolezza, di far acquisire alle persone la consapevolezza sull'importanza degli screening oncologici che può salvare la vita, e quindi parleremo degli screening oncologici. Vado a finire. La settima pillola sarà dedicata alla qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie e quindi ai percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie, che un percorso che appunto accredita una struttura sanitaria per renderla più sicura e più di qualità nel rapporto con l'utenza e con i pazienti. E l'ultima pillola sarà dedicata all'acqua potabile, a diffondere il concetto che l'acqua potabile ovviamente è un'acqua sicura, e vengono effettuati costantemente degli esami dal punto di vista appunto sulle acque per garantirne la perfetta salute di chi la utilizza. Quindi queste 8 pillole che toccheranno questi argomenti, ma queste sono le prime 8 pillole che lanceremo, dopodiché continueremo a lanciare ulteriori pillole per la promozione e la prevenzione, ovviamente, la salute. Grazie dottor Leonardi, quindi come abbiamo capito non si tratta di farmaci, come dicevo all'inizio, ma si tratta di tutte le attività che da sempre l'ASP mette in campo, quindi non sono delle novità. La novità è che l'ASP adesso vuol far conoscere molto meglio e in maniera più approfondita tutte le attività che svolge in tutti i mesi dell'anno, quindi costantemente l'ASP si occupa di prevenzione di infortuni, di formare il personale, di sana alimentazione, di dieta, eccetera. Oggi il nostro focus invece è proprio sulla campagna anti-influenzale e sulla vaccinazione anti-influenzale. Stavamo dialogando appunto col dottor Giorgianni sull'opportunità o meno in questo periodo di effettuare questo vaccino. Qualcuno ci scrive: ma io sono una persona anziana, quindi per voi io sono una persona fragile, ma in realtà io non ho mai avuto un'influenza, perché mai dovrei vaccinarmi? Allora, l'influenza, come dicevo prima, può avere delle conseguenze sia in acuto che in cronico. È ovvio che una persona superati i 60 anni diciamo, comincia ad avere un sistema immunitario che funziona meno. A tal proposito si tende a semplificare il fatto del vaccino antinfluenzale. In realtà ci sono più vaccini antinfluenzali e per gli over 60 sono specifici 2 vaccini cosiddetti potenziati, proprio perché stimolano una risposta immunitaria in un paziente che può avere delle problematiche. Sono assolutamente equivalenti. Perché andare a vaccinare questo paziente? Perché in realtà poi quando arriva l'influenza fa dei danni veramente incredibili, sia dal punto di vista diciamo della patologia in sé, sia dal punto di vista sociale, perché poi comporta anche giorni di lavoro persi, il fatto che l'influenza sia prevalentemente una patologia di carattere pediatrico, poi però a pagarne le conseguenze in termini di ospedalizzazioni, di decessi anche, sono purtroppo gli anziani e le persone con patologia. Che tipo di influenza c'è quest'anno? Di solito i virus vengono analizzati ancora prima che arrivino in Sicilia o comunque nelle nostre parti. Appunto, che tipo di sintomi dà? Allora, prevalentemente si chiamano tutte varianti australiane, ma perché? Perché noi andiamo a verificare quello che è successo nell'emisfero australe e ci dà la possibilità appunto di prevedere quello che poi succederà da noi.
E in realtà l'influenza non cambia tantissimo, nel senso può cambiare a livello di virus e quindi anche diciamo, può emergere un ceppo rispetto a un altro. Ma il vaccino ogni anno è diverso, sì, no? Il vaccino viene leggermente aggiornato proprio sulle indicazioni che noi abbiamo dall'emisfero australe e per cui diciamo proprio per mantenere alta l'efficacia del vaccino. È un'influenza sicuramente come classica, ecco, che ci può dare delle problematiche di febbre, di dolori muscolari, naso che cola, quindi sono tutte situazioni che diciamo conosciamo abbastanza bene, però può dare delle conseguenze più importanti per esempio nel paziente diabetico, nel paziente cardiopatico, perché poi c'è un interessamento. Ecco, tante persone stanno accusando sintomi addirittura da polmonite. È l'influenza che si trasforma o non c'entra nulla? Ci possono essere delle problematiche di polmonite, ovviamente a livello respiratorio ci possono essere delle problematiche, ci possono essere anche delle problematiche legate allo pneumococco, che è una vaccinazione. Noi abbiamo anche per lo pneumococco una vaccinazione altamente efficace che viene molto trainata dalla vaccinazione antinfluenzale, ma che in realtà è una vaccinazione che si può eseguire durante tutto l'anno e che protegge molto dagli esiti della polmonite, che possono essere particolarmente importanti. Andiamo in pubblicità, quindi ci stacchiamo per qualche secondo. Vi invito a rivolgere delle domande, se ne avete, al 342 74 55 005 con un messaggio. Se avete dei dubbi, se volete sapere qualcosa in più riguardo alla campagna di vaccinazione, fatelo pure e io rivolgerò le vostre domande ai nostri esperti. Ci vediamo tra poco. Eccoci, stiamo parlando di campagna di vaccinazione anti-influenzale. Con noi il dottor Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, e il dottor Gabriele Giorgianni, che è il responsabile delle attività vaccinali dell'ASP di Catania. Dottor Leonardi, non ci sono dubbi, c'è grande scetticismo sui vaccini, soprattutto subito dopo la grande campagna di vaccinazione che c'è stata nel periodo del Covid. Ecco, c'è differenza tra i vaccini che sono stati fatti durante il Covid, cioè i famosi vaccini a RNA, soprattutto erano quelli, Moderna, Pfizer, eccetera, e i vaccini anti-influenzale che da anni sono in giro, insomma, che sono stati sempre effettuati? C'è differenza? Anche lei come direttore del Dipartimento avverte che c'è questa forma di avversione contro un po' tutti i vaccini, anche le mamme ormai hanno paura a vaccinare i bambini piccoli. C'è questa diffidenza che io noto da giornalista oppure è solo una mia sensazione? No, in realtà c'è una sorta che abbiamo chiamato in qualche caso di rigetto del vaccino dopo la corsa, diciamo, alla vaccinazione, alla più grande campagna di vaccinazione del secolo, che è stata la campagna Covid. Sicuramente, infatti, in quegli anni, nell'anno della vaccinazione anti-Covid, la vaccinazione anti-influenzale ha avuto una copertura altissima, molto più alta di quella degli anni precedenti. Invece negli anni successivi diciamo, è calata ed è calata anche in maniera più significativa. In questo momento c'è questa maggiore diffidenza ingiustificata da questo punto di vista, perché il vaccino anti-influenzale ormai è un vaccino tra l'altro consolidato, la cui utilità è veramente consolidata da tutti i punti di vista della scienza e come dicono tutti gli scienziati. Quindi certamente è ingiustificata. E tra l'altro la vaccinazione anti-influenzale si può fare contemporaneamente alla vaccinazione anti-Covid, come non so se questo nel momento in cui non ero collegato ha detto il dottore Giorgianni, si può ed è consigliabile farla contemporaneamente. Chiaro che una campagna di comunicazione come quella che appunto stiamo avviando, e appunto per questo siamo partiti dalla vaccinazione, deve proprio servire a incidere su questa diffidenza, deve servire a cercare di far comprendere alle persone che la vaccinazione è fondamentale e che salva la propria vita e anche la vita
degli altri. Grazie, dottor Leonardi, perché stanno cominciando ad arrivare anche delle domande da parte dei nostri telespettatori e chiaramente mi piace dar voce a loro. Dunque, intanto una signora di 78 anni ci dice: devo vaccinarmi contro il Covid? Assolutamente sì, perché il Covid non è finito. Ovviamente non siamo più nella situazione emergenziale del 2020-21, nella situazione drammatica che eravamo in quell'epoca, però ancora il Covid incide in termini di ospedalizzazioni, in termini di decessi. Nei reparti di terapia intensiva ci sono ancora dei casi Covid gravi che riguardano principalmente la fascia degli over 65. Quindi assolutamente sì, immagino anche una persona di 78 anni possa avere anche delle patologie correlate, quindi a maggior ragione sì. Un'altra domanda, c'è differenza tra il vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid? Nel senso, quello contro il Covid è a RNA. Il vaccino antinfluenzale, che tipo di vaccino è? Allora, il vaccino, la molecola? Sì, il vaccino antinfluenzale è una tecnologia, diciamo, tradizionale, mentre quello mRNA è quindi è un virus inattivato? No, sì, sono inattivati, diciamo, su culture di uovo, ma per i soggetti allergici all'uovo c'è anche quello su culture cellulare. Quindi c'è anche la possibilità per i soggetti che possono avere delle allergie particolari di essere vaccinati in totale sicurezza. Altra domanda che ci viene fatta da una nostra telespettatrice che ci illustra tutti i suoi sintomi in questo momento all'influenza, alla tosse, insomma ci chiede se è il caso di prendere antibiotico o meno. Chiaramente il dottor Giorgiani non può dare queste indicazioni, è bene che lei si rivolga al suo medico di fiducia, perché così senza... No, però appunto chiariamo il fatto che l'influenza è una patologia di carattere virale. Prendere l'antibiotico non serve assolutamente a niente. Non serve, però la signora qui spiega che da parecchio tempo che non accenna a calmarsi la tosse, insomma allora è chiaro che al medico di base. È il caso che si faccia visitare, perché da qui io non so, ma non mi sentirei di dare... di prendere questa, se lei se la vuole prendere. No, assolutamente no. Sfruttavo l'occasione per lanciare un messaggio più generale, nel senso che l'utilizzo appunto dell'antibiotico nelle casi di influenza è totalmente diciamo non se si ha, possiamo dire questo, signora, se lei ha una semplice influenza, anche se abbia tosse, febbre eccetera, l'antibiotico non va preso. Però da quello che la signora scrive è possibile che invece si sia sovrapposta una infezione batterica. In questo caso l'antibiotico si deve prendere, però da qui è difficile capire esattamente. Però possiamo rispondere alla signora su un altro fronte. Nel dicembre del 2019 la signora ha fatto il vaccino per la polmonite. Dopo 5 anni la signora ci chiede: si deve rifare questo vaccino? Allora, è un'informazione parziale, perché il vaccino per la polmonite va fatto in 2 volte, che è una cosiddetta strategia sequenziale, cioè va fatto prima un vaccino coniugato che stimola anche la memoria immunitaria, un vaccino 20-valente che protegge da 20 serotipi dello pneumococco, e un anno dopo va fatto un polisaccharidico che è con 23 valenze, quindi 3 in più, che però non stimola la memoria immunitaria. La combinazione dei 2 vaccini ci dà una protezione importante nei confronti dello pneumococco, quindi dipende se la signora ha completato il ciclo delle 2 vaccinazioni. E se non lo ha completato? Se non lo ha completato può comunque completare, perché non si ricomincia. Anche dopo? Ah, non si ricomincia. Non si ricomincia nell'ambito delle quindi basta farlo solo una volta? 2 volte, nel senso 2 volte con 2 prodotti differenti. Quindi quando ci si vaccina contro la polmonite fanno 2 richiami, diciamo una prima inoculazione e una seconda. È una seconda a distanza di 1 anno. A distanza di 1 anno. Nelle categorie più a rischio anche si può, diciamo, abbreviare questo percorso. Dopodiché basta, non si può più fare per tutta la vita? Indicazioni per ulteriori dosi, una protezione che dura per molto tempo. È ovvio che poi in letteratura scientifica e nella medicina le cose cambiano, perché c'è la ricerca, ci sono dei nuovi studi, però al momento le indicazioni sono queste. Quindi basta vaccinarsi una sola volta? Una volta e poi contro la polmonite e poi successivamente l'anno successivo con l'altro vaccino per completare il ciclo. Ma il medico di base, diciamo, è molto preparato. Un po' come avviene con i bambini, no? Che c'è una prima, poi c'è il richiamo eccetera, però diciamo che basta farlo una sola volta, completare il ciclo
e poi si è al sicuro dalla polmonite. Bene, questo è importante che si sappia e che si possa comprendere. Dottor Leonardi, in chiusura mi dica. A proposito dei medici di famiglia, ricordiamo che ci si può vaccinare proprio presso il proprio medico di famiglia, che sicuramente collabora con l'ASP in maniera significativa per la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Quindi i medici di famiglia ci può vaccinare ovviamente presso i nostri ambulatori, presso i nostri 47 ambulatori del territorio provinciale, ma suggeriamo di rivolgersi al medico di famiglia sia per i consigli e sia perché i medici di famiglia possono effettuare la vaccinazione. È una collaborazione che ormai va da anni. Senza il medico di famiglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale non può avere la copertura necessaria a cui dobbiamo arrivare. Certo, certo. Altra domanda che è arrivata al fotofinish e che rivolgo al dottor Giorgianni. Qualcuno ci scrive: non prendevo mai l'influenza, dopo aver fatto il vaccino anti-influenzale invece mi sono raffreddato tante volte, ho preso più volte l'influenza, mi è venuta la febbre. È possibile? È quello che dicevo prima, le sindromi parainfluenzali sono derivate da diversi agenti patogeni. L'influenza fa il 40-50% di queste sindromi parainfluenzali, ma ci sono tanti altri agenti patogeni che circolano. Ripeto, il Covid, il virus respiratorio sinciziale, i rinovirus, gli adenovirus, sono tutti virus che causano più o meno la stessa sintomatologia. Quindi è verosimile che anche se hai fatto il vaccino antinfluenzale, puoi comunque prendere anche un rinovirus, un adenovirus, cioè non è ovviamente l'elisir di lunga vita o l'immunità totale a qualunque patologia. Però sicuramente aiuta sia anche sulle conseguenze a lungo termine dell'influenza, quindi comunque si prende una forma sicuramente più attenuata, si possono prendere appunto delle forme più attenuate. E chi si vaccina ogni anno ha un sistema immunitario piu allenato o non c'entra nulla? No, allora la vaccinazione antinfluenzale conviene appunto, è prescritto appunto farla ogni anno proprio perché ci sono queste variazioni del virus. Sicuramente abbiamo visto l'effetto contrario, lì dove abbiamo avuto le mascherine, il lockdown, che sono state cose necessarie per il mantenimento e il contenimento della pandemia, abbiamo visto poca influenza circolare e poi ne abbiamo pagato le conseguenze perché le ultime 2 stagioni di influenza sono state veramente pesanti. Certo. Da questo punto di vista, perché il nostro sistema immunitario si era un po' assopito, ecco. Era poco stimolato. Grazie dottor Giorgianni, grazie al dottor Leonardi per essere stato qui con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.